Su un punto tutti concordano: i fenomeni meteo di intensità molto elevata o estrema sono destinati a ripetersi nel tempo con frequenza sempre maggiore. Una strada ultracentenaria come quella che collega Santa Margherita Ligure e Portofino, quindi, ha bisogno di interventi che la rendano il meno vulnerabile possibile. Il comune di Santa Margherita, con i fondi post mareggiata del 2018 del Dipartimento di Protezione Civile, ha predisposto un progetto da 2 milioni di euro per rafforzare il tratto fra il Covo di Nord-Est e la Cervara. La città metropolitana, per canto suo, ha affidato uno studio per capire quali siano i punti di maggiore fragilità e il sindaco di Portofino intanto guarda oltre. Io direi che nell'immediato bisogna cercare di dare un po' di protezione a questa strada che comunque è di fine anni 800. Ecco. E poi è un tema che porto avanti già dall'anno scorso e cercherò di portare avanti nei prossimi anni, è quello di creare questa nuova alternativa di accessibilità a Portofino, di creare sto tunnel proprio da Capo Nord con il collega Paolo di Santa Maria, Mondonadoni. Diciamo, abbiamo anche quest'idea di portare avanti insieme da Capo Nord arrivare a Paraggi, da Paraggi arrivare a Portofino per dare poi questa passeggiata, regalarla come diventerebbe praticamente una grande, bella strada pedonale ciclabile. Ecco, sarebbe un'attrattiva, penso, unica per il Tigullio, per tutti noi, per portare ancora più turismo. Ecco. C'è un tempo per curare le ferite, ma c'è un tempo per immaginare il futuro e il sindaco di Santa Margherita Ligure raccoglie e rilancia, sottoscrivendo l'idea della strada pedonale e ciclabile da Capo Nord a Portofino. Io sono un fermo sostenitore, e Matteo lo sa benissimo, perché tante volte abbiamo parlato insieme, dell'importanza di poter realizzare una passeggiata Santa Portofino che sia realmente una passeggiata e che dunque superi tutti quei temi di inquinamento ambientale, di rumore atmosferico che ha la viabilità carrabile. Sarebbe una passeggiata straordinaria se si potesse raggiungere Portofino da Santa Margherita pedonalmente, in bicicletta o magari soltanto con un trasferimento per mezzi pubblici. Quindi l'idea di poter interrare tutta la viabilità mi trova sicuramente favorevole. Ed è un tema sul quale secondo me vale la pena lavorare, non singolarmente ma come territorio, anche insieme agli enti sovraordinati, perché è un progetto che va pensato in una maniera onnicomprensiva. Io credo che sarà sicuramente un tema in agenda da parte del Comune di Santa Margherita come da parte del Comune di Portofino e spero anche per gli enti sovraordinati.